Sentite signore, col diretto delle 9:29 è arrivato a Forlì l'ingegnere Vladimiro Contemello. Sottometto Vladimiro presenta, sono qua. Sentite signore, vengo a chiedervi come mai la mia metà da 3 mesi a questa parte è di vostra proprietà. E come avete messecato? Ci ha scusato in società? No, no. Datemi Elisabetta, no, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Betty e la bella Elisabetta si sposarono, vero, un bel dime me ne andò, parlerò, fino a che mia moglie, sentite signore, col diretto delle 20:41, devo andare a Cefalù per cercare mia cognata Immacolata, che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signore, un mio zio scultore di legno si voleva suicidare perché sua moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi tenete Elisabetta? E che volete fare? No, datemi Elisabetta, lavoro, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Betty e la bella Elisabetta si sposarono, vero, un bel dì se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie, sentite signore, io tenevo una muscella tanto cara, ma curavo insieme a me, s'arrubai con piensi carnaccio, lo fece col gatto più marchese, è scappata, e più non c'è, sentite signore, è rimasto solano 81 anni su per giù, ma finché che vado a casa e manca essi proprio più, ma che sto in mezzo ai selvaggi, ma che sto in mezzo ai su, no, datemi Elisabetta, lavoro, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Betty e la bella Elisabetta, sposarono, vero, un bel dì se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie Elisabetta, e non vuoi vedere a me, perché non vuoi venire a me, Elisabetta, no. Il maestro